Cose mi legano al Sulcis, a Sant'Antioco in particolare, isola nell'isola, mi lega alla figura di Gianni Salidu, scultore che ho avuto l'onore di conoscere proprio l'anno prima che finisse e del quale ho avuto l'onere di presentare per l'ultima volta in pubblico nella sua Sant'Antioco. Mi legano a Gianni Salidu molte cose, una tra le tante la passione e l'amore che mi ha trasmesso verso un'idea della scultura e delle arti plastiche, legata al sapiente, metodico, tradizionale della lavorazione della trachite. Pietre e materiale che ho conosciuto dal punto di vista della lavorazione dell'isola, isola dove non c'è comunità o territorio che non abbia il suo scultore di riferimento, di rappresentazione. E Gianni Salidu è ed è stato Sant'Antioco. Perché vi parlo di lui? Perché la moglie, compagna di arte e di vita, Pinella, oggi ci ha inviato una serie di doni, una serie di testimonianze palpabili, visive del lavoro di documentazione del lavoro del maestro Gianni. Faccio una promessa a Pinella, la faccio qui davanti a voi, davanti a voi tutti, ed è quella di fare quanto più è possibile nel tempo, nella storia, compatibilmente con il mio tempo e la mia storia, per raccontare quanto di bello e di buono ha fatto Gianni nell'isola tutta e nella fattispecie per Sant'Antioco. Grazie Pinella, a prestissimo.